e lo sappiamo, tutto il mondo in questo momento sta assistendo a una crisi gravissima, inaspettata. Ecco, noi di questo programma, con noi ospiti, gli ospiti, noi, insomma tutti quanti abbiamo deciso, per questa e per tutte le puntate che abbiamo registrato e che registreremo, di non dedicarci a questo argomento, pur non essendo insensibili a questa drammaticità, la drammaticità del momento, perché lasciamo opportunamente i commenti e l'analisi di questi fatti gravissimi alla nostra redazione. Per cui ora vado subito a presentarvi i nostri ospiti, manteniamo il nostro ruolo di intrattenitori e avvio la puntata. Il suo mestiere è quello di collaborare all'avvio e al decollo e alla gestione anche di locali, di ristorazione, di ricettività, e nell'ambiente da moltissimi anni. Ecco a voi Enzo De Luca. Prego Enzo, accomodati. Come stai? Bene, Bene, una meraviglia. bene, una meraviglia. Lui risponde sempre una meraviglia. E poi, allora, cantante lirico, è presente da 10 anni nei teatri più importanti del mondo, dal New York City Center di Broadway all'Arena di Verona, all'Opera di Sofia, all'Anfiteatro El Gem in Tunisia e nei maggiori teatri di Parigi ed altri paesi europei. Ecco a voi Stefano Tanzillo. Ciao Stefano, accomodati. Buonasera. E poi con la musica adesso andiamo dal diavolo all'acqua santa o viceversa, secondo i gusti. Abbiamo qui una super DJ ed una super cantante, il suo nome è Laura Rizzuti, ma in arte il suo nome è DJ Low. Ciao Laura, benvenuta. Ecco qua, ci accomodiamo. Come state intanto? Bene, nonostante il momento, però insomma noi dobbiamo... Io ho già espresso il mio Tu stato hai già d'animo. espresso, io quando lo chiamo al telefono dico ciao Enzo, come stai? Una meraviglia, così mi risponde, allora ti mette, no? Ti mette, Anche perché lamentarsi ti mette di cambierebbe buon nulla, umore. quindi. Senti Enzo, allora io con te parliamo di ingredienti ma non parliamo di cibo, perché tu ti occupi di catering, di ristorazione, insomma nell'ambito della ricettività, abbiamo già detto. Io voglio sapere da te quali sono gli ingredienti che fanno il successo di un locale, secondo te, cioè perché si sceglie un locale piuttosto che un altro. Vabbè, intanto il locale, cioè bisogna avere un'idea prima di partire con un locale, quindi poi sviluppare il progetto. Chiaramente si fa anche una sorta di indagine di mercato prima di aprire un locale, proprio per cercare di capire quelle che possono essere le situazioni che rendono un locale diverso dall'altro e far sì che gli ospiti si possano trovare bene, stiano sereni, perché poi il nostro lavoro è questo: far trascorrere delle serate serene agli avventori, ai clienti, ospiti, Agli ospiti. che dir si voglia. E quindi l'idea è importantissima, e da lì, poi questa è la macro voce, diciamo, no? Poi da lì sviluppare un progetto, ricercare tutte le componenti che poi possano far sì appunto che il locale sia di Che poi successo. possono creare È molto l'identità, più- no? Assolutamente, è fondamentale, fa parte dell'idea, cioè la macro voce è l'idea, poi piano piano si devono sviluppare le microvoci e quindi creare un'identità, creare uno status. E quindi fare in modo che non tutti che un locale sia diverso dall'altro, proprio per differenziarsi e far sì che quel tipo di locale venga scelto Per quelle caratteristiche, per la qualità, sì, insomma. per la parte, sì, poi dopo parleremo certo, del certo. resto. Questa è la macrovoce, poi andremo a sviluppare eventualmente le microvoci. Sì, ci arriveremo. Invece pure, voglio dire, nell'ambito della qualità, no? E la dedizione di come si porta avanti un'attività, una professione è alla base. Tu sei diplomato al Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio di Cosenza, ti sei anche laureato al DAMS della nostra università, l'Università della Calabria, però come è iniziata la passione
per quest'arte che poi è diventato un po' il tuo mestiere, la tua professione, no? Dottoressa, quanto tempo abbiamo più o meno? Per poter rispondere, logicamente è una storia fatta da tante vicissitudini, ma vi racconto proprio l'esordio, la parte simpatica, ecco, La parte questa, simpatica. perché poi è un viaggio veramente lunghissimo. Però è capitato anche per caso, sebbene io al caso non credo, bravo. anche in tarda età, nel senso che sì, la mia non è stata una passione da bambino, devo essere sincero. Sì, quello della musica, comunque a casa si è masticata la musica, questo tipo di inclinazione, ecco, a quella che era l'arte. Ma perché si è masticata la musica? Sei in qualche modo figlio d'arte? No, assolutamente no. I miei Piaceva. genitori fanno tutt'altro, sì, l'inclinazione, ecco, all'arte, quella che può essere la sensibilità verso l'arte, però soprattutto per quanto riguarda proprio l'ambito classico che oggi mi appartiene, non c'era, ecco, questo fantasma alle mie spalle. In tarda età avevo circa 19-20 anni, conobbi un amico che, insomma, se ci sta ascoltando sicuramente si ricorderà, e per gioco iniziai ad imitarlo. Lui è un bravissimo cantante lirico, è un tenore meraviglioso, insomma, della nostra città, della nostra città. Iniziai ad imitarlo e lui disse: ma com'è possibile? Dice, io comunque ci studio da tanti anni, no? Per fare questo tipo di vocalità. Sì. E quindi io iniziai ad interessarmi, iniziò poi a venirmi la curiosità, ecco, e dissi una sera a mia madre, ascoltando sempre questo bravissimo cantante, dico, io voglio fare questo. Loro mi raccontarono poi col tempo che mi derisero, insomma, no? Sì, mia madre e mio padre sorrisero di questa cosa, dice, questa è un'altra delle sue trovate. Però devo dire che, insomma, almeno ad oggi, dopo quasi 10 anni... avevi ragione. Decisamente sì, avevo ragione, poi la passione è nata col tempo, perché io penso, ecco, è quello quando incontro anche i genitori di quelli che possono essere futuri cantanti, musicisti, ma di qualsiasi genere, che non sia soltanto musicale, che non sia soltanto dell'arte, di ogni disciplina, e dicono, ma secondo lei, maestro, mio figlio, ma noi non lo sappiamo, ogni giovane è una piccola piantina, poi che se diventa un albero immenso o rimane un piccolo bonsai, questo non lo possiamo sapere. Però la cosa importante secondo me da fare è regalare, ecco, l'istruzione, la cultura, la possibilità, perché se non altro rimane, come dire, un sapere negli anni, come dire, storici, è la musica, ecco, in questo caso, che è l'arte che concerne la mia disciplina, è un'arte liberale e quindi è inserita tra le arti liberali, veniva studiata esattamente come la matematica e le altre discipline importantissime, quindi assolutamente regalate, io lo dico sempre, regalate l'arte, regalate la musica, regalate la cultura ai vostri figli, perché non è mai peccato questo, lo penso fortemente. E hai ragione, hai ragione. Senti, ma vogliamo ascoltarti subito, secondo me, ce la fai tu a farci subito così un tuo brano, un brano. E vi do veramente una pillola di questo brano, perché è quello che un po' caratterizza il percorso, perché è stato il primo brano veramente che ho ascoltato e che ho fatto mio, sebbene poi alla fine non è stereotipo proprio della classicità, è un brano che si è aperto alla folla, tra virgolette. Parliamo di Mattinata, ecco, la romanza Mattinata di Ruggero Leoncavallo. Ecco. C'è anche questa vicinanza, insomma, con il nostro territorio di Ruggero Leoncavallo, quindi è bene anche ricordarlo. Però, come direbbe il mio amico Luigi Delia, dice, sta mattinata, insomma, andiamo veramente al bel canto. Ecco, non si può parlare sicuramente di bel canto, però è stato un brano che ha caratterizzato l'inizio della mia carriera e che quindi porto nel cuore e che propongo quasi sempre. Sei particolarmente affezionato, ma perché non si può parlare? Perché dici che non si può parlare di bel canto? Perché già è inserito in un contesto storico che è già novecentesco, quindi il vero bel canto si prende nella parte un po' più, come dire, iniziale, ecco, parliamo di pieno Settecento, pieno Ottocento, quindi parliamo di compositori come Bellini, già Verdi comunque è spostato, è più verso il Novecento, sebbene il primo Verdi comunque si sposa benissimo anche con il
bel sì, canto. resta ancora insomma in quell'atmosfera. Leoncavallo, stiamo parlando di un compositore veramente attuale e quindi come dire, si sposta un po' da quelli che sono i dettami anche proprio tecnico-stilistici del bel canto, però si è aperta alla folla, poi ha, come diceva il dottor De Luca, dicevamo del dottor De Luca, questo positivismo, nel senso di mattinata, ecco, l'aurora di bianco vestita, insomma questo testo che mette secondo me di buon umore e che dà un ottimo auspicio che insomma in questo momento soprattutto storico ce ne vuole, quindi ecco che sia allora un'ottima mattinata per tutti. Ascoltiamola, Sì. La mattinata di Ruggero Leoncavallo eseguita da Stefano Tanzillo. L'aurora di bianco vestita, già lo scio dischiude al gran sol, di già con le rose sue dita, carezza dei fiori lo stuol, commosso da un fremito arcano, intorno al creato già par, e tu non ti desti ed in vano mi sto qui dolente a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantor, come non sei la luce manca, ove tu sei nasce l'amor. Meraviglioso, tu mi hai promesso che mi educhi. Facciamo un corso intensivo. Mi hai promesso che mi educhi perché io sono Devi veramente... venire agli eventi che organizzo, tra l'altro adesso parto con la Ma io programmazione. vengo proprio nella tua accademia. Ah beh, quello. Ma io vengo proprio lì. Poi oltretutto avevamo detto che ci saremmo incontrati anche nella tua accademia, quindi io vengo e adesso insomma adesso andiamo un po' su un altro ambiente. Laura, pure Laura e la musica formate un binomio da molto molto tempo, mi hai detto. Sì, io cioè, al contrario di... Da quando eri bambina? Esatto, avevo 8 anni e così per caso con mio fratello stavamo nella stanzetta e cantavamo al cantatù. E poi durante un capodanno mi sono esibita e i miei genitori sono rimasti a bocca aperta, hanno detto ma questa bambina dove ha imparato a cantare? E da allora ho cominciato a prendere lezioni di canto fino al liceo, dove poi ho formato la mia prima band con dei compagni di classe, gli Stop and Go, che saluto, e abbiamo suonato nelle piazze della Calabria, nei locali più cool di Cosenza. Ma esistono ancora gli Stop and Go? In qualche modo? Al momento purtroppo no. No, però, è sciolta la band. Però forse in un futuro stiamo parlando un pochino magari di rimetterci insieme, perché dopo tanto tempo ritorna quella nostalgia, poi comunque la musica è qualcosa che non ci ha mai abbandonato, quindi io ho sempre continuato, purtroppo gli altri componenti si sono dedicati ad altro, forse, al lavoro, alla famiglia, così. perché tutti abbiamo famiglia adesso e quindi hanno un po' lasciato la musica. In quanti eravate?
Eravamo 4. Quindi tu la vocalist e Poi loro c'erano 2 fratelli, basso e chitarra, e un altro compagno di classe che suona la batteria. Che li Senti, saluto. ma tu tu però con gli Stop and Go hai avuto anche a che fare con una grande artista, Sì, no? sì, abbiamo fatto da gruppo Spalla Corona, l'icona degli anni 90, Rhythm of the Night. Sì, sì, Baby Baby. adesso sai che facciamo, giusto per far rendere... Oh yeah! E allora era giusto per diciamo, ricordi. per passare, per ricordo e per passare Bello, bello. dal diavolo all'acqua santa, o forse dall'acqua santa al diavolo, ma insomma a noi la Sì, musica sì, piace sì. tutta. Sì, sì, Allora, noi abbiamo oggi in collegamento niente di meno, non è poi così lontana perché è vicinissima, ma insomma ce l'abbiamo collegato da Tirana. Io l'ho conosciuto lui come il re della movida di Tirana, lui è un imprenditore, è un personaggio, lo vedete già, eclettico, simpatico. Eccoti, Ilir Dushkai. Buonasera, buonasera. Ciao Ilir, come stai tu? Ciao da Come Tirana. Tutto bene. Sta bene qua a Tirana. Allora, il tuo locale, che è il Colonial Café di Tirana, ha appena festeggiato i 10 anni. Vedi come ti Sì. seguo? Vedi come ti seguo? 10 anni, sì, esatto. E infatti io ho detto, allora, io voglio festeggiare insieme al mio amico, perché noi abbiamo passato delle serate bellissime, e voglio festeggiare con lui invitandolo a questa nostra trasmissione. Lui è un Ma è stato un imprenditore. piacere, però solo che ci sei mancata ultimamente, non È vero. ci vediamo più da queste parti. Ma tornerò Ilir, però intanto ti aspetto qui, ma noi ci siamo visti pure in Italia, no? Ti ricordi? Esatto, sì. Poi lui viene in Italia, vedete come parla bene in italiano, viene in Italia tutte le settimane, va a finire che ci incontriamo prima qui che lì, ma guarda no, Sì. io verrò perché ho nostalgia soprattutto del tuo locale, delle serate bellissime del tuo Grazie mille. locale. Senti, io voglio riproporre a te la domanda che ho fatto anche al nostro ospite in studio, e cioè, secondo te, quali sono gli ingredienti di successo che fanno, che rendono appunto un locale di successo? Quali sono gli elementi? Beh, ma io penso che è molto importante a dare un carattere al proprio locale, quindi il carattere vuol dire che la gente che la frequenta deve essere di una certa fascia, quindi facendo prima l'indagine di quale fascia è l'interesse del tuo locale, allora lì puoi creare una base. Ovviamente è molto importante che poi ci sia il prodotto, il servizio, location è molto importante ancora, quindi generalmente questi penso io che sono quelli più importanti. È la qualità, ma poi tu voglio dire, poi guarda una Il cosa... prodotto, quando dico il prodotto è la qualità per intenderlo. Sì, ma poi una cosa che io ho notato veramente da subito, no? Che nel tuo locale io ho incontrato veramente di tutto, cioè dai politici ai personaggi dello spettacolo, diciamo, agli studenti, ai turisti sconosciuti, ad artisti, no? E tutti però erano trattati alla stessa maniera, cioè accolti e trattati allo stesso modo. Sempre molto accolti, peraltro, molto accolti. Quindi il personale, no? L'accoglienza, il personale, i rapporti che tu crei non sono una base importante? Beh, ovvio, praticamente il cliente sono tutti uguali, sia un deputato, sia un personaggio della televisione o un ragazzo, una ragazza che possono essere studenti o un turista. Ovviamente tutti devono essere rispettati al massimo. Poi la particolarità del mio locale è che la gente viene qua
per qualcosa di diverso, non per il solito la Coca-Cola, per dire, no? Cioè per bere un caffè. Cioè, questo è un locale che si viene a provare uno delle 1000 prodotti che noi abbiamo qua, questa è l'idea. Sì. E poi sfruttando anche la nostra fantasia per creare un prodotto con questi 1000 ingredienti. Molta fantasia, perché insomma tu fai prodotti addirittura con i fiori, cioè fai cocktail con, no, con essenze, con... Beh, ma io penso che i nostri prodotti, cioè nel mio parere, sono dei colori che un pittore li usa per creare il proprio quadro, la propria, cioè che in questo caso è un cocktail, però non ha dei colori che si vedono con l'occhio, ma ha dei colori che si assaggiano praticamente. Ma che bella immagine questa dei colori, vero? Hai sentito però i nostri ospiti qui in studio? L'hai sentito Sì, il sì. nostro tenore e la nostra Mi è DJ? piaciuto, complimenti. Poi la Bravo. DJ, devo cercare un po' su YouTube i suoi brani. Ho già iniziato a farlo, l'ho seguito su YouTube, su Instagram, quindi dopo inizierò a ascoltare tutto. E poi speriamo di portarti anche Stefano Tanzillo nel tuo locale, facciamo una serata diversa, che ne dici? Beh, lui deve venire per forza. Deve venire per forza. Questo è un paese in crescita che ha bisogno di mattoni praticamente, è ben aperta a tutti, praticamente qua c'è bisogno di far tutto e in tutti gli ambiti, sia nei locali sia nella musica, Perciò ci dobbiamo venire. c'è spazio. Ma l'Albania è davvero molto molto accogliente, insomma si è aperta moltissimo. Senti, a proposito invece, diciamo, come sta andando, come si è evoluto più che altro il turismo in Albania negli ultimi anni? Beh, in questi 10 anni è cambiato tantissimo, Rossana, perché praticamente c'è anche un appoggio dello Stato, praticamente. Adesso per gli hotel a 4-5 stelle hanno tolto proprio le tasse per i primi 10 anni. Completamente, Sì. completamente hanno tolto le tasse, io me l'avevi già detto, Esatto. lo voglio ribadire, cioè per le imprese turistiche, ma mi pare anche per l'agricoltura o solo per le imprese turistiche? Anche l'agricoltura, poi Ecco. ci sono tanti fondi statali e europei che incentivano, infatti io adesso un po' per stare vicino alla natura, una parte dei prodotti che uso nei locali io li produco da solo, quindi già che mi sono allargato un po', mi sono creato mi sono aperto un po' un'azienda agricola mi pare che hai fatto, esatto, no? sì, ho poi fatto un'azienda agricola adesso. È collegata perché tu appunto stai dicendo che i prodotti, no, poi li utilizzi ma poi comunque sei un imprenditore importante. Che aziende hai? Che azienda... Adesso ho investito sul melograno e sulle mandorle, praticamente ho fatto una quindicina di ettari di qualche anno esco in produzione piena, ho già iniziato a produrre qualcosa, però il prossimo anno sarà quell'anno più forte, diciamo. Quindi melograneto, giusto? Sì. È un melograneto, ma è una, come dire, è una coltura che si presta, per cui il terreno, l'ambiente, la temperatura... Si presta bene l'ambiente qua, però comunque cioè l'origine ce l'ha siciliana il mio melograno, praticamente è un melograno senza la seme, è dolce, è molto particolare, quindi è un melograno nuovo, diciamo. Quindi poi andremo coi cocktail, via! Esatto. Poi... Sapendo che adesso il melograno è un prodotto molto richiesto e molto particolare. Ma molto richiesto per che cosa? Cioè in cucina, dove? In tutto. Sia in cucina, sia nel modo del bere, sia nell'estetica, in tutto. In tutto. Anche in farmaceutica usano tutto, si usa già il melograno, la buccia, tutto praticamente. E poi un mandorletto hai fatto pure. È il mandorletto che ho appena iniziato, quindi è un'esperienza nuova questo qua, però proviamo. Senti, però io dà la possibilità di provare. Mi è difficile pensarti adesso sulle terre che coltivi, che fai. Io ti vedo come un mondanissimo. Sì. All'inizio lo prendono un po', dico, ma stai scherzando, non è vero. Cosa c'entri tu dal centro della Movida nei campi? Infatti io passo la metà della mia giornata nei campi e l'altra metà
Poi ti trasferisci al al locale, che è bellissimo peraltro, ragazzi, bellissimo, un arredamento particolarissimo, insomma va visto il Colonial Café. E senti, ma ci puoi raccontare qualche serata particolare ultimamente, a parte le nostre, insomma, hai un episodio, un racconto simpatico, ti viene in mente? Ma guarda, qua il bello è più o meno succede quasi tutte le sere, perché la gente di qua viene un po' a letto, un po' la gente parla, quindi vengono sempre a cercare il proprio prodotto. Come dicevo prima, che sono più di 1000 bottiglie diverse che vengono da tutto il mondo. Qualcuno ha sentito che questa bottiglia io l'ho bevuta negli Stati Uniti, o l'ho bevuto, non diciamo l'Italia perché poi è più facile, però nei paesi lontani qua lo trovano. Poi noi cerchiamo anche di alternare al gusto. Per esempio, se vuole bere una caipirinha che l'ha bevuta in Brasile, la può bere qua, come no? Rotto, poi la facciamo il cocktail che si mangia praticamente, quindi cerchiamo di imbellire un po' l'esperienza precedente che aveva. Ma poi guarda, se si va su YouTube, io l'ho spiato un po' il web, perché non venivo appunto da un po', fa delle cose particolarissime, insomma va veramente, è un'esplorazione proficua, perché a parte il fatto che dà 1000 idee, ma poi ti fa veramente venire voglia di ritornare. Allora, io devo raccontare un episodio, Ilir, che forse tu non ricordi, ma io ricordo bene. Io ero lì che lavoravo, ho organizzato due congressi anche molto importanti in Albania, e noi avevamo una sera a cena l'ambasciatore, il quale era arrivato dicendo: io devo andare via subito, sono venuto a salutarvi eccetera, però l'avevo visto un po' prevenuto, nel senso che lui ne fa talmente tante di queste inaugurazioni, questi eventi, questi saluti, e quindi dico: ma secondo me è una scuola, devo ricevere, deve arrivarmi un ospite. Insomma, io poi allora ho cominciato a parlare, raccontando anche qualche barzellettina, diciamo, e avevo fatto una specie di scommessa con me stessa. Dico: va a finire che l'ambasciatore cambia idea, se vede che la serata butta al simpatico, va a finire che l'ambasciatore cambia idea. E infatti ho detto: beh, noi però poi ci spostiamo da qui al Colonial Café di Ilir, e quindi la serata resta lì. Allora lui si è alzato e dice: devo fare una telefonata, vediamo se riesco a organizzare meglio la serata. Secondo me era una finta, però insomma si è alzato, è tornato e dice: allora io resterò con voi. E siamo venuti da te, te la ricordi quella serata? Ma cercavamo di continuare con queste barzellette, io che cercavo di raccontare, ma ridevo prima io. Ti ricordi tutto, no? Però vabbè, quando ridi perché la senti veramente, poi quella, cioè ti coinvolge, diciamo così, quindi era giusto il suo racconto. Ma io ho detto: noi andiamo da Ilir, dopo noi continuiamo la serata al Colonial Café, perché lui ha questo, anche il posizionamento, no? È nel blocco. Che cos'è il blocco? E poi ti lascio. Che cos'è il blocco? Era l'ex quartiere della parte alta politica del tempo del comunismo, che adesso è tornato al centro della movida pirata. Che era chiuso, non si poteva accedere. Era chiuso, non si poteva accedere. Sì, c'erano le case insomma, parliamo di Enverocia addirittura, no? Che già lui era là. Proprio di fronte al mio locale c'è la sua ex, diciamo, casa, villa, una casa da 4 piani con una decina di appartamenti all'interno. Sì, ma io me la ricordo, poi mi avete fatto girare tutto, a parte che mi avete fatto girare tutta l'Albania. Allora Ilir, grazie di essere stato con noi cerchiamo di rivederci, dai, qui o lì cerchiamo di rivederci presto, intanto tutto lo studio. Tutti gli ospiti, dai, organizziamo, grazie. Ciao. Grazie Ilir, grazie. Ciao, noi andiamo un attimo in pubblicità e ci ritroviamo qui. Apro gli occhi e già le 6, ieri come oggi ormai, tutti giù dal letto e poi io resto sola, chiusa in casa, ora ho tempo per pensarti o no, viaggio con la mente, sei nella mia estate, il ritorno della musica che gira intorno, quella festa arriva al mare che ancora sogno, sushi bianco
oggi è sabato, ma sì, a me sembra lunedì. Leggerò l'oroscopo per rallegrarmi. Guardo il calendario, ormai sembra non finire mai. D'improvviso ancora tu nella mia estate. Il ritorno della musica che gira intorno, quella festa arriva al mare che ancora sogno. Sushi bianco, vento caldo nello stomaco, e i tuoi occhi lì per sfiorarmi l'anima. Bravissima, bravissima Laura, grazie. Avete visto che bel video anche, no? Proprio carino. Senti Laura, ma una curiosità mi devi togliere. Questo nome, io lo so però voglio che tu lo dica ai nostri telespettatori, da dove viene? DJ Lo. Quando ho deciso di intraprendere la strada come DJ girl, un'amica ha detto: ma perché non prendi il nome di DJ Lo? Quindi riferito a J-Lo, Jennifer Lopez, perché quando ero più ragazza molti mi attribuivano questa somiglianza. E secondo me c'è. Secondo me c'è. Non lo so adesso, però mi era piaciuto e quindi ho deciso di adottare come questo nome nome. d'arte. Sì, questo sì, nome. sì. Beh, ma carina però, carina la cosa. Sì, no? Io sono molto legata ormai a questo pseudonimo, perché tutti mi conoscono come prima DJ Lo, poi dal momento che abbiamo scoperto che esisteva già un artista, una DJ che aveva questo nome, allora poi ho associato il mio nome, quindi Laura DJ Lo. Ah, ecco, Laura DJ Lo. Laura DJ Lo. Però diciamo che da quest'anno, sì, da quando è uscito il mio inedito Sushi Bianco, quindi siamo venuti a conoscenza di questa omonimia e quindi abbiamo deciso di affiancare il mio nome, quindi Laura DJ Lo. E questa era la canzone, Esatto. La canzone si chiama Sushi Bianco. Hai fatto bene a dirlo perché non l'avevamo detto. Sì, 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 sì. Enzo, tornando al nostro discorso, hai sentito quello che abbiamo detto anche con Ilir Dushkai. Mi era venuta anche un'idea di fare proprio una serata a tema, prendendo spunto da quello che hai detto tu, il diavolo e l'acqua santa, poi decideranno loro. Avrei anche il locale giusto. E vedi, io i programmi ormai li faccio come diavolo e acqua santa, perché passiamo da un argomento all'altro e quindi da una musica all'altra, proprio dagli argomenti, perché poi è un contenitore il nostro. Quindi, per tornare al discorso proprio delle serate un po' particolari, un po' diverse, sì, certo, potresti avere ispirato l'evento mondano dell'anno. Ma noi questo vogliamo fare, vogliamo intrattenere, ispirare. Volevo riferirmi un attimo al discorso del personale, dell'accoglienza, no? Quanto è importante poi in tutte le professioni, però la professionalità, cioè il cameriere a volte è la persona, forse l'unica a volte con cui si interfaccia il cliente, e quindi deve saper spiegare i piatti, deve saper soprattutto, come dire, trasmettere l'idea dello chef, abbinare gli alimenti, anche i vini, insomma. No? Secondo me il servizio, diciamo, di sala fa poi la differenza anche nei locali, perché si fa proprio questa differenza qui, fra il locale non verrà ricordato solo come un posto in cui si è mangiato bene o male, più o meno bene, ma assolutamente dove vero. Si è stato bene, perché poi è il servizio che fa sì che il posto sia accogliente, che gli ospiti si sentano a loro agio, e quindi quando andranno via diranno siamo stati bene, non solo abbiamo mangiato bene, abbiamo mangiato male, perché secondo me è anche riduttivo. Cioè, sì. Ridurre il tutto solo al cibo, secondo me non cliente, gratifica, non è giusto. Anche per il lavoro che c'è dietro, per il discorso che facevo prima, l'impegno, il lavoro, perché è un bellissimo lavoro, cioè fare il nostro settore è bellissimo, se è fatto bene. E purtroppo devo dire che negli ultimi tempi, diciamo, la sala è stata un po' inflazionata, cioè un po' messa da parte, non si dava la giusta importanza alla sala, concentrandosi maggiormente sulla cucina. Che è fondamentale, chiaramente, no? È fondamentale la cucina, però la prima persona che io incontro o con la quale, come dicevi tu prima, mi interfaccio è il cameriere, il personale di sala, che deve essere comunque preparato, mi deve dare la maggior parte delle informazioni possibili,
e deve farmi immaginare anche il piatto, quello che io andrò ad assaggiare, perché io in realtà non lo vedo, io leggo una carta, però non vedo. La bravura del cameriere deve essere quella di farmi quasi mangiare ascoltando, no? Quindi facendomi immaginare questa emozione, emozionandomi solo con la descrizione. Ma poi scusami Enzo, è anche importante, cioè il cliente vuole essere accolto e curato da quando arriva a quando esce, questo lo fa il personale. E lo fa il personale di sala soprattutto, però ripeto, adesso per fortuna sta cambiando, quindi sta ritornando anche a dare la giusta importanza al personale di sala, ma c'è stato un periodo che insomma veniva un po' trascurato, proprio a vantaggio di altri reparti. Alla fine, se vogliamo, il personale di sala rappresenta il locale. Lo rappresenta, certo, il biglietto da visita quello è. Esatto, Parte l'impatto, dall'accoglienza, quando si arriva a quando poi si va via, proprio per far sì che un locale assolutamente sì, e verrà ricordato. Io ritengo, allora io credo che tutti quanti noi siamo stati ristoranti dove abbiamo mangiato bene, più o meno bene, benissimo, però ricordiamo soprattutto quelle strutture in cui siamo stati bene. Sì, paradossalmente, così, ma neanche paradossalmente, cioè la risorsa umana è tutto l'insieme, fa sì che un locale che può essere anche molto molto bello, ma se la risorsa umana all'interno, se noi non siamo accolti bene, se non siamo trattati bene, a quel punto anche il locale non ci sembrerà bellissimo, no? Viceversa, un locale insomma non eccezionalmente bello, nel momento in cui però all'interno c'è un personale che ci accoglie, ci fa sentire a nostro agio, ci tratta bene. Ti senti a casa e hai voglia e di non tornare. solo, ma quel locale diventa anche carino, diventa paradossalmente cambiamo anche la percezione, la percezione. Non è solo il contenitore che deve essere bello, ma soprattutto quello che c'è dentro. Per me la risorsa umana è fondamentale e io do molta più importanza, cioè faccio l'esempio mio personale, non ho mai cambiato un ristorante per la cucina, chiaramente meno che prodotto insulso, no, proprio insulso e ignobile. Non sono mai passato sopra però al personale alla formazione di sala, del personale. Cioè, per quanto riguarda invece il servizio, io sono sempre stato molto molto più critico e intransigente. E hai fatto bene, perché la professionalità è fondamentale. Nel locale, Stefano, nel locale di Ilir, io ho conosciuto e poi ho frequentato, lo conoscerai, il grande violinista Olen Cesari? Olen è un frequentatore suo. Lo conosco di persona. Sì, io l'ho conosciuto lì, poi abbiamo mantenuto un po' il contatto, adesso però ce ne siamo dimenticati. Lui è stato un enfant prodige. Però volevo dirti, come ci si accorge di avere un talento e come, soprattutto, che vuol dire essere un cantante lirico? Beh, è un po' il filone che abbiamo preso all'inizio, nel senso che è normale che bisogna masticarle le discipline, bisogna provare e riprovare per comprendere effettivamente se ci possono essere quelle linee guida che poi ci possono far diventare dei professionisti. Questo non significa che ognuno alla fine può approcciarsi a uno studio. Per quanto riguarda lo studio nello specifico di un cantante lirico è normale che ci devono essere delle caratteristiche di base, quello sì, però comunque il canto lirico, a differenza del canto pop, del canto crossover, di altri generi, jazz, eccetera, che comunque ha una facilità, come dire, tra virgolette, tra molte parentesi, ecco, una facilità fino a un certo punto, perché io penso che nessuno sia stonato, ecco, nella mia accademia, da un punto di vista proprio didattico, io questa è una cosa che porto avanti fortemente, tranne se non ci sono dei problemi fisiologici. Quindi lì è un altro discorso. È stonato. Assolutamente no. Cioè chiunque può essere educato. Certo che sì, esattamente, è proprio intrinseco nella parola, è un'educazione che bisogna dare, attraverso l'educazione poi il talento è un'altra storia. Ecco, lì, per quanto riguarda proprio i cantanti lirici, è una questione anche di caratteristica proprio di talento che poi fa, però lo studio è a prescindere. Per quanto riguarda il canto lirico si parla anche di canto impostato, ecco, un'impostazione della voce. Questo significa che attraverso una giusta didattica si può arrivare fortemente ad avere delle caratteristiche. Vi faccio un esempio spicciolo, soprattutto a noi calabresi, insomma, è tanto cara questo ambito. L'impostazione della voce parlata, di una giusta dizione, di quella che è la dizione neutra,
di cui magari... Sì, certo, a cui dovremmo aspirare a tutti cui, quando parliamo in italiano, poi possiamo parlare in dialetto. Quello è il senso. Possiamo... Quella è un'educazione. Sì, perché certo. ognuno di noi subisce l'influsso di che cosa? Aspetta, dei regionalismi. un po' la voce perché io mi lascio andare ogni io tanto non sono un fanatico al mio accento, mi lascio andare al mio accento. Però penso che ci sono delle figure che debbano per forza di cose mirare a quello. Sì, immagino voi giornalisti, immagino i docenti. Per me è inammissibile che un docente di scuola, soprattutto di scuola primaria, di scuola media, dove c'è veramente la formazione dei ragazzini, sì, che i ragazzini assorbono di tutto, non abbiano delle caratteristiche importanti da questo punto di vista. Bisognerebbe metterlo proprio come materia a scuola, certo come ora di esercitazione a scuola. Perdono. Vi faccio notare un dato. Quando noi italiani studiamo l'inglese, per dire, noi studiamo la parte grammaticale e studiamo lo speaking. E come no? Perché in Studiamo italiano suoni, e nella scuola si studia la grammatica e poi il modo, la fonetica, il modo di emetterli questi suoni, ce li dimentichiamo. Sì. Secondo me lo dovremmo proporre. Dovremmo proporre questa roba. Diciamo che da un punto di vista didattico io anche proprio nella mia materia, nello specifico, faccio anche questo tipo di lavoro. Tu nell'Accademia fai anche questi corsi? Decisamente fai anche sì, di dizione, decisamente sì. I corsi di dizione nello specifico vengono fatti dai miei colleghi con i quali ho certo. questa accademia su Cosenza, però per quanto riguarda proprio il canto per me è fondamentale. La prima domanda che io faccio a un ragazzino o comunque a un giovane più grande, perché io ho allievi dai 6 anni ai 60 anni, la prima domanda è: quante vocali esistono? Esattamente, dottore. Il dottore diceva 7 vocali. È così, è fondamentale. È fondamentale. Perché la fonetica, vocali? Dimmelo. Perché esistono Diciamolo. le vocali aperte e le vocali chiuse. Esiste la A, esiste la E, esiste la I, esiste la O, U. In base alla fonetica da dover agire sulle parole. Avete seguito? 7 sono le vocali. Certo. Noi eravamo rimasti a 5, sono 7. Per distinguere anche i suoni, le parole, gli accenti. Vengono pronunciate nello stesso modo, si distinguono nel canto e soprattutto nel canto lirico, nel canto impostato è fondamentale. È fondamentale. I nostri vecchi cantanti, soprattutto italiani, erano molto attenti a questo tipo di impostazione. Oggi un po' da alcuni punti di vista si è perso perché si pensa un po' troppo al suono e non veramente alla produzione della parola, che fa già il suono stesso. Rossini diceva: la A italiana è già di per sé una melodia. Questa la dice lunga, perché vuol dire che la produzione non è, come dire, finalizzata solo al suono, ma è finalizzata proprio alla produzione di quella che è la parola, che poi diventa suono. Ma è vero che l'italiano è la lingua più musicale, che ha più Decisamente musicalità? Sì, proprio perché abbiamo queste 7 vocali, è l'unica lingua al mondo. Serve anche per distinguere termini che vengono detti allo stesso modo, che però come hanno un significato diverso, no? Certo, 20 certo. numero, la 20. torta anche e la proprio le tonalità della torta, no? Però c'è anche da dire un Mi fatto: ricordo noi sempre abbiamo, questo. soprattutto dalle parti nostre, cioè il sud Italia, poca predisposizione a parlare in italiano. Cioè i ragazzini o i ragazzi quando sono in Ma giro va bene parlano il poco dialetto italiano. perché poi se no adesso anche poca abitudine. siamo aggrediti un po' dalla maggior Però poi parte. abbiamo Va più bene difficoltà a fare il però, discorso che faceva il maestro. Decisamente sì. Laura, com'è che hai deciso da come cantavi a fare la DJ? Perché è stata un po' una scelta un po' forzata, no? Sì, allora io ho sempre amato le discoteche, fin da ragazzina. Già alle scuole medie c'erano le domeniche pomeriggio, io dovevo andare a queste feste in discoteca. Poi ho avuto un problema alle corde vocali, quindi mi sono dovuta... Ecco, tornando sempre anche al tema dell'educazione della voce, perché anche nel parlato si può perdere la voce, le corde vocali possono essere compromesse. Sì, esattamente. Quindi hai deciso di ho dovuto smettere non hai di voluto cantare. lasciare la musica, esatto, ovviamente. ho dovuto lasciare il canto per il momento perché ho dovuto seguire una terapia e non mi sono operata. Però ho fatto una terapia che comunque è durata un annetto circa,
Allora, siccome non volevo abbandonare la musica, ho detto questa è l'occasione per poter imparare a fare la DJ. Poi comunque qui a Cosenza ce ne siamo pochissime. Ma guarda che nel mondo la console è femmina adesso. Sì, infatti, è femmina proprio. Ci sono, sì, ci puoi dire qualche nome sì, di qualcuno? Sì. Allora, innanzitutto, se fate caso, anche le sfilate milanesi ormai hanno sempre una DJ, anche gli eventi e le feste, i party successivi, diciamo, alle sfilate, la DJ è sempre una donna. Ma qualche nome? Allora, le Nervo, le sorelle Nervo, famosissime. Fisale Tiago, un'altra ragazza che io seguo molto, un'altra DJ, Jessie Diamond, insomma ce ne sono nel mondo. E infatti, dimmi di questa storia, esatto, invece, scusami, che lei è, io ve lo dico, poi vi dice come funziona, sì, lei è votabile fra le 100 DJ più importanti al mondo. Dici rapidamente come funziona questa cosa? Allora, è il secondo anno che mi hanno inserito tra le DJ più famose al mondo. A fine anno ne uscirà una classifica delle 100 DJ più famose e il mio nome può essere votato sul sito di DJN Top. DJN Top, noi troviamo anche Laura DJ Lo, si può votare una volta al mese, fino a dicembre. E quindi dai, tutti a votare, ripeti il sito? DJN Top. Al momento sono 12ª tra le DJ italiane, però chiaramente più si vota più la classifica sale e noi andremo a premere il ditino su questo. Sì. Votare, diciamo, tutti i votate, no? Fate votare di Laura DJ Lo, votate, se no non si entra. Sconto del 3%. Senti invece Enzo, volevo sapere, tu prima hai citato questa cosa, no? Dell'ambiente, di come deve essere il locale, perché adesso anche Instagram vuole la sua parte. Ogni locale, ogni piatto, ogni ambiente deve essere fatto in modo che sia instagrammabile. Ma tra l'altro è una pubblicità in diretta. Non dovrebbe essere così, perché si dovrebbe puntare a quello, però in realtà adesso... in realtà ti dico pure che c'è stata una indagine dell'Independent, il quale ha pubblicato, l'Independent, parliamo del portale britannico, che il 40% dei ragazzi che vanno al ristorante vanno in quel locale perché viene bene la foto su Instagram e perché poi si pubblicizza su Instagram. Ma io credo che sia anche superiore la percentuale, perché almeno da quella che è la mia esperienza, no? Noi facciamo tante persone, voglio dire, al mese, devo dire la verità che 9 su 10 fanno questo. Sì, spesso non interessa neanche, però l'idea è quella di trovare l'angolo migliore, il locale migliore, perché poi devono fare il selfie con le amiche, pubblicare. Chiaro che per noi va bene, perché come dicevo prima è pubblicità in diretta, è un moltiplicatore. Ormai i social sono uno strumento fondamentale di marketing, ma voi siete anche sui social, tu nel locale che... Sì, abbiamo sia su Instagram, su Facebook, ormai Instagram diciamo che ha surclassato Facebook, e quindi siamo, ahimè, perché io poi non sono un'aquila, però per fortuna ci sono persone che si occupano di questo. Voglio anticipare un po' una cosa che volevo ricordare al nostro pubblico, che mi è piaciuta moltissimo. Dobbiamo essere brevi perché poi abbiamo ancora altre cose da fare e voglio concludere bene. Mi stanno avvisando appunto dalla regia di questa cosa. Non capivi i segnali, ma io li capisco, perché abbiamo ormai un bel percorso insieme. Ha creato nel suo locale un evento bellissimo, un vernissage sui menù, perché il menù poi è l'altra cosa fondamentale, l'altro biglietto da visita, no? Perché arrivi lì, il cliente dedica... sala che accoglie, poi dopo però alla fine dobbiamo stimolare i 3 sensi principali per quanto riguarda la cucina: vista, gusto e olfatto. Sì, che poi non sono solo questi, poi verrò io a farti una lezione perché insegno questo all'università, tutti i sensi sono coinvolti e poi lo vedremo magari anche in un'altra puntata. Il tatto è più difficile, insomma. Sì. Però raccontiamola un attimo questa cosa dei menù. Perché poiché
la cucina è cultura ed è sicuramente arte, ormai soprattutto negli ultimi tempi, insomma, no? Gli chef creano delle vere e proprie opere d'arte, insomma, perché, ripeto, anche per stimolare la vista. Allora l'idea è venuta per questo motivo qui, quindi creare una sorta di vernissage, cioè non una sorta, cioè proprio un vernissage, come se fossero delle opere d'arte da esporre, da fare assaggiare, da incuriosire, e abbiamo creato questa serata evento presente, dove io insomma, sono stata invitata, esatto. certo, sì, E fin quando tu non hai detto che era una bella serata, io ero un po' preoccupato, perché insomma non capita. Ti ho dato mi hai dato sicurezza. La sicurezza. Mi hai dato sicurezza, anche perché, voglio dire, non era, mi pare che sia la prima volta comunque che succeda una cosa non l'avevo vista qui da noi. Presentare il menù in questo modo, e devo dire che è un'esperienza che ripeteremo, però abbiamo trattato la cucina, le pietanze, come delle opere d'arte, perché sono delle opere d'arte, chiaramente mantenendo la qualità della materia prima. Deve essere di assoluta, cioè la materia prima deve essere di assoluta qualità. Vabbè, ma tutto l'insieme. Ma posso dire diciamo, io, posso scontato, sintetizzare sì. io com'è stata la serata? Cioè i piatti erano quelli che io presento qui come gli ospiti, come personaggi. Allora c'era questa chiamata dei piatti, arrivavano gli chef e poggiavano su un apposito piedistallo il piatto e veniva ripreso, quindi noi andavamo là vicino, cioè il personaggio era il piatto. Protagonista e venivano chiamati proprio e descritti come il personaggio. Entrava, ecco, anziché entrare Jennifer Lopez, entrava il piatto ed è stata molto molto bella, no, veramente bella, complimenti. Ne faremo delle altre Sì, comunque. sì, assolutamente, io verrò, se mi inviti io vengo sempre. Assolutamente. Stefano, tu continui, hai sempre fatto il performer, però adesso a un certo punto hai pensato di avviare, appunto lo stavamo dicendo prima, un'attività di didattica tua e di chi collabora con te. Ecco, parlacene un attimo, perché questa è una cosa molto interessante, questo tuo contributo alla formazione dei giovani. Il contributo alla formazione, proprio questo è il senso, perché è sempre stato un po' c'è sempre stata una mia inclinazione attraverso proprio la formazione, soprattutto dei più giovani, però non ho mai avuto il tempo, ecco perché insomma in 10 anni di attività ho sempre viaggiato tantissimo, sei andato per in fortuna. Tutti questi posti che abbiamo detto. E quindi la formazione è sempre stata un po' messa da parte proprio per la mancanza appunto di tempo, perché ci vuole un tempo specifico da dedicare agli allievi, cioè comunque è come la scuola, è come la scuola pubblica, nel senso bisogna per forza comunque vedersi di settimana in settimana. Io questo tempo non l'ho mai avuto. Non l'hai mai potuto trovare? Non l'ho mai potuto trovare, esatto. Nel momento pandemico, ecco, negli ultimi 2 anni, magicamente un po' tutti abbiamo avuto un tempo che prima non avevamo. E allora lì ho detto probabilmente è arrivato il momento di dedicarsi anche a questo, di dedicarsi anche alla didattica. E l'hai progettato per poi avviarlo subito dopo? Sì, diciamo che all'inizio ho iniziato collaborando con alcune strutture convenzionate con i conservatori, dopodiché nell'anno 2021 insieme ai miei colleghi Barbara Bruni e Francesco Antonio Conti abbiamo messo su questa meravigliosa accademia, teatro, musica e spettacolo, dove convergono tutte le discipline artistiche qui a Cosenza, con un'altra sede anche a Torano Bisignano. Dopodiché nel gennaio 2021 ho iniziato a collaborare anche con il Conservatorio di Cosenza, essendo anche docente di musica d'insieme dei corsi pre-AFAM, e quindi ecco è iniziato questo percorso della didattica che abbraccia appunto diversi ambiti. Quello canoro, non solo quello lirico, quello crossover, quello pop, quello jazz, insomma nella mia struttura sono presenti ben 4 docenti oltre me del canto e tutti gli strumenti, perché siamo convenzionati con il conservatorio. E quindi lì li aiutate, diciamo, a scoprire il talento. Li formate, ma li aiutate a raggiungere soprattutto gli obiettivi. Che è una cosa fondamentale. Progetti, perché c'è un progetto importante con cui io vorrò chiudere, perché adesso lo riascolteremo. Sì. Qual è il progetto che invece... Un altro progetto importante che riguarda la sfera, ecco,
ecco, del crossover che non ho mai abbandonato, oltre a quello che è il teatro lirico, il teatro d'opera, è un progetto che portiamo avanti che si chiama We Are Love Ennio Morricone. Questo è un CD che il produttore di Ennio Morricone, il manager di Ennio Morricone, con il quale io collaboro da circa 10 anni, nel 2007 aveva prodotto quando Morricone era ancora... È una grandissima collaborazione, forse la più grande della storia della discografia, dove con il maestro Ennio Morricone collaborarono nomi del calibro di Quincy Jones, di Celine Dion, dei Metallica, di Andrea Bocelli. E quindi oggi che cosa si fa? Ma tu cosa farai? Farai un concerto? Io sono il solista di questo progetto. Abbiamo già fatto 2 date in Italia, ce ne saranno tantissime a seguire. È un progetto mio personale, visto che da 2 anni produco anche spettacoli nella nostra terra, perché secondo me la cosa importante non è, come dire, andare fuori e vincere, ma rimanere qui e fare delle cose. No. La produzione, ecco, di quest'anno sarà proprio questo concerto di We Are Love Ennio Morricone. Potremo vederlo quindi porterò anche qua questo però intanto spettacolo. Oggi, allora, intanto che noi vi salutiamo, perché ci farai assaggiare, ascoltare, insomma, la Conradiana di Ennio Morricone, appunto. Che nel brano era cantata da Andrea Bocelli e che viene interpretata per la da me. verità tu sei magistrale altrettanto. Adesso lo ascoltiamo, noi vi salutiamo da questo studio, ci vediamo mercoledì prossimo, ma intanto ascoltate questo brano, è pazzesco. Ciao. Spazi d'oltremare, ricerca d'una via, vele aperte e chiare, fra nubi di foschia, lampi di tenebra, nella tua poesia, rotta dell'anima, una luce, una scia profonda d'azzurra intensità, chiglia sei